Buona domenica, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Mario Conte, il sindaco Mario Conte è stato riconfermato all'unanimità presidente di ANCI Veneto per i prossimi 5 anni durante la 17ª assemblea regionale congressuale tenutasi ieri, 28 settembre. Nella nuova squadra di presidenza entrano Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo, e Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, come vicepresidente vicario. L'associazione, che conta 506 soci, si prepara ad affrontare ora sfide cruciali come naturalmente il PNRR, ma anche l'innovazione digitale e il rafforzamento generale della capacità amministrativa dei comuni veneti. Il nostro articolo di approfondimento dettagliato lo trovate su notizieplus.it nell'apposita sezione articoli della app gratuita TG Plus. E passiamo alla cronaca. Questa mattina all'alba, poco prima delle 6, un'Audi guidata da un 21enne si è ribaltata sulla strada Castellana vicino al BHR Hotel di Treviso. Il conducente e la passeggera, anche lei 21enni, sono rimasti feriti, ma fortunatamente non in modo grave. I vigili del fuoco hanno però dovuto liberare il guidatore pesantemente incastrato tra le lamiere della vettura. L'ambulanza ha poi trasportato i giovani all'ospedale Cafoncello. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento, ma si sospetta, come sempre, l'alta velocità. Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo circa un'ora. Drammatico incidente invece ieri pomeriggio 28 settembre allo stadio Mobono Tenni durante la partita tra il Treviso Calcio e il Bassano, terminata 1-1. Un tifoso del Treviso è infatti scivolato dalle gradinate al 95esimo proprio mentre esultava per il gol del pareggio segnato dalla squadra di casa. Correndo verso la rete per festeggiare, l'uomo è caduto all'indietro battendo violentemente la testa. Immediato l'intervento dei soccorritori presenti sul posto. Il tifoso è stato trasportato poi d'urgenza all'ospedale Cafoncello, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri di Castelfranco hanno denunciato un 19enne e un 16enne per rapina aggravata ai danni di un gruppo di adolescenti nel parco Cagelsi di Istrana. L'episodio, che risale a giugno, ha visto i due aggressori sottrarre 15 euro, un portafoglio di Prada e una collana in acciaio alle vittime, usando violenza. La perquisizione a casa del minorenne pochi giorni fa ha portato al ritrovamento della collana rubata. Le indagini stanno proseguendo per chiarire eventuali altri coinvolgimenti. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario domenicale. Vi ricordo ovviamente come sempre che per tutti quanti i nostri contenuti non dovete far altro che installarvi la app gratuita TG Plus.